Per quelli di voi che hanno una buona memoria si ricorderanno che l'anno scorso, quando ero da Giacomo, ho costruito questo totem ciclone aspiratore super gigante, potente e performante. Beh, funzionava talmente bene che ho deciso di costruirne la versione 2.0. Ma prima di partire con la costruzione vi faccio vedere che cosa ho utilizzato finora. Allora, questo è stato il mio carrellino finora. Un secchio semplice con una 25 litri da pittura, un ciclone separatore, su ruote, un tubo lunghissimo, una ciabatta per attaccare gli elettroutensili e un 10 metri di corda. Il tutto collegato a un vecchio aspiratore da casa che non usavo più, tenuto a battello collegato sopra al ciclone, e il tubo corre dietro e va a finire lì. Come vedete, niente di organizzato e tutto messo un po' a casaccio, niente a che vedere con questa seconda versione. Se sei nuovo sul canale o hai già guardato qualche mio video e non sei ancora iscritto, iscriviti immediatamente. Ragazzi, io investo veramente tanto del mio tempo per fare dei test come per questo progetto qui e per fare questo tipo di contenuti. Iscriviti per supportare questo mio progetto e condividi il video a più persone possibili. Ora cominciamo con la progettazione. Bene, come sempre noi partiamo da Fusion 360 per la progettazione di questo lavoro. Come potete vedere, il totem non è tanto differente da quello che avevo fatto da Giacomo, anzi, siccome funzionava proprio bene ho deciso di replicare più o meno quel design. Quindi troviamo molto semplicemente alla base il fusto blu, un tubo di aspirazione collegato al ciclone, qui abbiamo il motore che vedrete dopo perché andremo a modificare un aspiratore che ho già, mentre al di sopra, come vedete, abbiamo il nostro avvolgitubo. Il progetto a questo punto è molto semplice. Per quelli di voi che sono interessati a replicare l'avvolgitubo, che sicuramente è la parte più interessante di questo progetto, in descrizione trovate il link per l'acquisto dei piani dettagliati con i template in scala 1:1, così poi potete ritagliare il legno preciso senza bisogno di niente. Quindi, senza perdere troppo tempo, noi cominciamo subito con la costruzione. Arrivato a questo punto manca solo fissare l'aspiratore. Come vi dicevo, per l'aspiratore volevo utilizzare il motore di questo qua che mi avete visto unboxare in questo video qui. Il problema che c'è con questo aspiratore è la sua grandezza. È in metallo, quindi pesa parecchio. Quello che ho intenzione di fare è smontarlo completamente e ridurlo all'osso. Per farlo ho bisogno di questo secchio che verrà tagliato sia qua sul coperchio per poter installare il motore,
e sul fondo per poter attaccare questo adattatore che ho fatto, andrà inserito e poi questo, come vedete, va ad agganciarsi perfettamente qua sopra il nostro ciclone, quindi ci sarà quello e il secchio. Questa è la mia idea, potrebbe essere totalmente fallimentare oppure essere la cosa più furba che io abbia mai fatto. Conoscendomi, dubito fortemente. La prima roba da fare è fare il foro per fissare questo, per cui e questo va messo così. Mamma mia, bellissimo, bellissimo. Dunque la cosa che mi interessa di più sicuramente di questo è solo il motore, perché è iperpotente. Quindi apriamo un attimo, vediamo come dovrebbe starci, vero? Dovrebbe starci. Ok, qua abbiamo questa situazione di cavi, quindi abbiamo qua con gomma piuma e i vari cavi, niente di che. Qua dentro è un pezzo di plastica con i cavi che escono, niente di che, pugna solo per insonorizzare un po'. Voilà. E questo, raga, è un motore singolo da 1 kW e passa. Si potrebbe montare anche solo questo se non buttasse fuori tutte le polveri sottili. Sarebbe proprio fico, sarebbe bellissimo. È iper compatto poter mettere solo questo, però nel momento in cui da sotto qua si attacca direttamente al ciclone, tutte le polveri più sottili escono da questi buchi qua fuori e non vengono filtrati perché non c'è nessun filtro, quindi bisogna per forza, almeno ho trovato sto modo di passare tramite un bidone. Alla fine ho rifatto il pezzo anche in legno un po' per dare rigidità al coperchio. Sono un coglione. Ma non dovrei neanche stupirmi dopo un certo punto. L'ho montato al contrario. E in più mi sono dimenticato anche degli altri fori. E da questo in metallo siamo passati al bidoncino. Arrivati a questo punto il bidone è stato installato con il suo adattatore dal coperchio a quest'altro adattatore sopra. Ho dovuto solo rinforzarlo qua con un travetto perché veramente l'aspiratore è molto potente, quindi una volta acceso questo qua fletteva tanto e tirava sul bidone. Incredibile, vi faccio vedere tra poco. E ultima cosa, ho fissato anche questo perché non ballasse, semplicemente qua con un pezzo sagomato come il bidone e tenuto fisso da questa cinghia. Come vedete qua, per collegare il ciclone a questo tubo più grande ho dovuto stamparmi un adattatore, come anche per il bidone ho dovuto fare un adattatore che si collegasse a questo. Lo stesso vale anche per l'adattatore che ho utilizzato per collegare il motore al ciclone direttamente. Nello specifico è qualche settimana ormai che sto testando questa stampante qua della Longer, la LK5 Pro, che è veramente eccezionale rispetto alla Ender 3 che avevo prima. Qua siamo salti in avanti. Ha un'area di lavoro 30x30x40 e va veramente una meraviglia. Vi lascio il link qua sotto in descrizione per trovare tutte le info. Il tubo qua è abbastanza essenziale per il semplice motivo che quando io devo andare a svuotare il bidone perché è pieno, come faccio a svuotarlo se qua sono direttamente collegato a questo? Invece mettendo un pezzettino di tubo io riesco ad aprire, riesco ad alzare il coperchio e a estrarre il bidone. Adesso con una mano faccio fatica. Tutti gli oggetti 3D, questo, quello del motore e altri stampati per fare questo progetto qua, li trovate insieme al piano in descrizione.
La prossima parte da fare è fissare l'avvolgitubo. Inizialmente il progetto avevo pensato per fissarlo qua sulla schiena dietro, purtroppo c'è un problema di peso su questo profilo. Se vado a mettere l'avvolgitubo che sporge, questo va a pesare e ribalta il carro. Ho fatto un sondaggio su Instagram, se non mi seguite vi invito a seguirmi così partecipate anche voi a questi sondaggi. Ho chiesto se fosse meglio fissarlo sul retro o sopra, considerando 2-3 fattori, e come potete vedere per il 90% di voi avete scelto di fissarlo sopra. Fissarlo sopra dal mio punto di vista non era il massimo perché non volevo alzare troppo il totem, ma pro, che è un bel pro, è che ho la schiena completamente liscia e quindi se voglio fargli occupare meno spazio posso appoggiarlo al muro tranquillamente. Per cui andiamo a fissare una tavola qua sopra e montiamo l'avvolgitubo. Il tubo all'interno ho stampato questo raccordo con la stampante 3D e qua all'interno c'è lo stesso filetto dell'aspiratore, quindi questo qua molto semplicemente basta avvitarlo e rimane completamente bloccato e le viti vanno fissate all'interno in questo modo. Il passaggio più importante, perché sicuramente tanti di voi si staranno chiedendo: sì, ma questo com'è che funziona? Come fai a far girare ma non far girare il tubo fuori? Arriva la svolta. No, Si era scollegato il microfono, sorry. questa qua è la parte più interessante perché ho provato a immaginarmi un meccanismo per poter girare, però facesse rimanere dritto il tubo, così super complicati e tutto, lasciato perdere. E poi mi sono ricordato che avevo un vecchio tubo di un aspirapolvere, una Roventa, una roba del genere, che ha questa semplicissima cosa. Qui c'è il tubo, qua c'è il coso e questo gira. È tutto qua il gioco, non c'è altro. Io ho solo messo qua il collettore per poter entrare là sopra. Stessa cosa ha questo qua sotto che può girare liberamente, ma tanto questo deve rimanere attaccato al ciclone. Semplicemente il gioco è: questo va qui dentro e questo va qua dentro. Quando questo gira quello lì fuori, ma il tubo non lo fa girare. Il gioco dell'aspirazione è tutto qua, molto molto semplice. Bene ragazzi, io spero che anche questo progetto vi sia piaciuto. Io sono veramente contento di aver costruito finalmente il mio totem qua nel laboratorio, perché quello di prima non funzionava e ora ho un sistema potente e efficiente, ma soprattutto l'avvolgitubo qua è stata la cosa mondiale da fare, perché io questo lo tengo posizionato e 10 metri vado avanti e indietro per tutto il laboratorio, pulisco ovunque senza mai spostarlo. Se mi serve alle ruote, contentissimo. Se sei arrivato fino a questo punto del video io ti ringrazio e commenta con l'emoji del tornado e scrivendomi quali caratteristiche e quali migliorie faresti
a questo progetto qua. Ce n'è già qualcuno che voglio fare, sempre stampato in 3D, e oltre aggiungere anche l'accensione automatica che quando collego l'elettroutensile e attacco parte direttamente anche l'aspiratore. Quella lì potrebbe essere una cosa molto interessante da fare. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per acquistare il piano per costruire il vostro avvolgitubo con template in scala 1:1 e gli STL pronti per farlo esattamente come questo funzionale. Io prima di salutarci ovviamente ringrazio i Patreon che sostengono sempre questo mio progetto. Se vuoi farne parte anche tu, link in descrizione, e ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.